Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria Live. L'ospite di questa puntata è Saverio Raimondo. Eccoci, salve a tutti, Daniele, Ciao, Stefano. ciao C'è, Saverio. c'è Ciao. anche Stefano Rapone ai noi. Allora, Saverio che tornando ospite di Tintoria per la terza volta sale in testa alla classifica a pari merito con però Valerio Lundini e Michela Girò. Ma devo anche dire che sia Lundini che Girò sono venuti almeno una delle 3 volte accompagnati. Sì, esatto, mentre tu sempre da solo. Quindi devo dire che in questo momento nella classifica in testa a tutti gli ospiti ci sei tu. Oh, bravo! Ci tengo. Hai più punti di tutti in questa graduatoria prestigiosissima. Sì, ci tengo, quindi fammi sapere che se qualcuno dovesse tornare ospite mi metto a fare qualcosa di nuovo apposta per poter avere cose nuove da raccontare. Bene, sono contento che ci tieni a questo effettivamente prestigioso gradino questo più record dovresti adesso fare. Credo che tra l'altro sia l'unico record che io detenga nella mia vita, quindi ne vado fiero, me lo terrei stretto. Bene, sono contento di questo. Tra l'altro, quindi proprio per questo tu, proprio per tornare ospite di Tintoria, hai fatto Pigiama Rave, ma ancora di più, proprio per tornare ospite di Tintoria hai detto io mi piglio il Covid, così possiamo parlare di queste cose. Perché diciamo questa cosa che si può dire, non è un segreto, anche a porta, ne hai parlato in diretta da questa stessa stanza forse, che tu hai avuto il coronavirus. Allora, rispetto a questa cosa di porta a porta, quando sono appunto uscito dal Covid, sono andato ospite appunto a porta a fare il mio numero, però nel presentarmi Vespa ci ha tenuto a dire la data in cui io sono risultato positivo e la data in cui io sono risultato negativo, e sentire Bruno Vespa che dava in diretta su Rai 1 il mio bollettino medico è il sogno di ogni ansioso, cioè comunque è una cosa bellissima. È risultato positivo il giorno di ottobre, si è negativizzato il giorno in collegamento, quindi è stata una cosa, una sorta, io li chiamo quei momenti telegatto, cioè quei momenti di grande soddisfazione televisiva. Ecco, sentire Bruno Vespa che dava le notizie sulla mia salute a me stesso, tra l'altro, è stato molto soddisfacente. Sì, veramente. Sì, io ho avuto il Covid, però sono stato un totale asintomatico, proprio zero sintomi totale, zero, niente, anche olfatto e gusto intatti, quindi per quanto mi riguarda io lo consiglio a tutti. Certo, così almeno una forma lieve. Nel tuo caso... Ma lievissima, cioè nel senso proprio non ho avuto nulla. Ma che ti hanno detto? Che cosa hai sentito dire? Che avendolo così asintomatico comunque sviluppi degli anticorpi oppure ce l'hai solo nominalmente? No, comunque sviluppo degli anticorpi. Questi anticorpi, l'unica cosa, non si sa quant'è che durano. C'è chi dice, allora, sicuramente 3 mesi, altri dicono anche 6. Diciamo che io nel dubbio da gennaio smetto di scopare in giro, ecco, perché mi sembra nobile questo intento. E però scusa, l'arma a doppio taglio è che adesso, avendo tu gli anticorpi, avendolo avuto, quando arriva il vaccino ti fanno così. Esatto. Diciamo che nonostante i capelli bianchi, io ancora non sono proprio in pole position a livello anagrafico per avere il vaccino, non ho patologie pregresse a parte la statura, quindi in realtà non rientravo, come dire, in quelli che dovevano averlo subito il vaccino. Di conseguenza il fatto che io ce l'abbia avuto mi rende... non mi manda ulteriormente in fondo, anche perché tra l'altro io adesso farò dei sierologici di controllo magari nei prossimi mesi, però io penso che a un certo punto questi anticorpi mi andranno via. So di casi di persone che l'hanno avuto durante la famigerata prima ondata e che poi a settembre-ottobre hanno fatto un sierologico e non avevano più gli anticorpi, quindi a un certo punto rientrerò anch'io in pole position per il vaccino. Ok. Però pensa alla tranquillità, cioè dopo che l'hai superato, la prima settimana dici, io qua sono protettissimo, vado in giro senza mascherina, senza nudo. Che non lo puoi fare comunque ti devi attenere alla regola. Infatti questa cosa, però è chiaro che un po' il fatto di aver fatto check su questa cosa
un minimo ti scarica mentalmente parlando. Invece rispetto al vaccino io più che altro ho questo dubbio, quale fare? Perché quello russo, quello americano, quello Pfizer? Allora io sono un po' intrippato con questa cosa di quello americano, cioè questa cosa dell'RNA. Ok, che poi tra l'altro quello americano te lo puoi tenere in freezer con la viennetta. Esatto, lo tieni lì, poi d'estate è meraviglioso, d'estate ti spari questa cosa a meno 70 gradi, cioè è molto rinfrescante, no? Penso che sia una roba che ad agosto vorremmo fare tutti. Poi l'unica cosa che, questa cosa del vaccino dell'RNA che dice che, cioè ci sono i complottisti, no, che dicono ma modifica l'organismo, e quelli che dicono no, ma che, mica diventiamo degli OGM. Io invece spero che in realtà mi modifichi l'organismo, cioè io spero di diventare un OGM, ma magari fosse. Io spero abbiano ragione i complottisti, quindi a maggior ragione mi farò che effetti collaterali da questo, cioè che OGM vorresti essere? Che cosa speri che ottenga? Questo cambiarti il DNA, cosa speri che cambi? Ma non lo so, tanto qualunque altro DNA diverso dal mio secondo me sarà migliore, quindi cioè proprio provare comunque l'ebbrezza di modificarmi, di essere un altro. Quindi tu sei pronto? Quali sono ad oggi i vaccini? Cioè, mi sa ce n'è uno russo e uno cinese anche? Sì, poi c'è quelli occidentali più noti sono Pfizer, Moderna e l'Oxford Pomezia. Okay, L'Oxford Pomezia è bello come nome perché sembra un metodo classico, no? Cioè che sappiamo l'Oxford Pomezia. Però io sono un po' per a me mi intriga questo Moderna. Sì, questo che è efficace al 94%, blocca la diffusione. Moderna è quello là, perché oggi al TG vedevo, sentivo, anzi mentre cucinavo sentivo che adesso anche il Veneto sta sviluppando una sua sorta di vaccino, no? o è abbiamo un vaccino Veneto? No, ma voglio informarmi, sono sicuro che le persone che ci stanno seguendo potranno commentare prontamente, ma avevo sentito questa cosa, quindi mi piaceva anche questi vaccini, questi locali, cioè indipendenti. Artigianali. Guarda, diciamo, io ne avevo scritto in proposito qualche settimana fa sul Foglio, avevo scritto proprio un articoletto su questo, cioè secondo me adesso il vaccino diventerà un po' come il mercato enologico è stato fino all'anno scorso, quindi cominceranno a fare i vaccini biodinamici, c'è questo vaccino naturale con la posa di anticorpi finale che però è garanzia del fatto che anticorpi raccolti a mano, cioè tutta sta roba qua. Il vaccino Barrick, che è questo rigorosamente in botti di legno, quindi figurati. In delle ampolle di rovere, capito? Viene sperimentato, una roba così. Bellissimo, bellissimo. Adesso vedremo anche chiaramente i primi vaccini omeopatici. Aspetta. Ti posso richiamare che sono in call? A dopo. Sì. Ciao. Sì. Mi sembrava bello, no? Rispondere a una telefonata. Era mai successo a Tintoria? No, credo non fosse mai successo. No, forse ho risposto io una volta e... Come sempre Stefano fare il record. Però nel mio caso non era, spero fosse un personaggio importante. Chi è Piero Angela? Chi era che ti chiamava? Era Alberto che era invidioso del fatto che avessi invitato il padre. Mi sa che Rapone rispose al telefono e poi però abbiamo censurato la sua telefonata perché era una cosa seria, tipo era l'agente immobiliare, tipo che con brutte notizie. No, mi sa che dicevano una cosa brutta e quindi poi abbiamo tagliato, abbiamo dovuto forse era l'agente immobiliare che faceva dirty talk comunque con Stefano Rapone. Che cosa hai addosso? Ma scusi, in che appartamento sei? Quanti metri quadri? Senti Saverio, ma nel tuo caso, avendo tu avuto il Covid asintomatico, sono abbastanza sereno nel farti domande. Se è capito, perché poi una delle cose che mi viene sempre da pensare di questo virus è che se tu ce l'hai e poi ce l'ha un'altra persona della tua vita, allora automaticamente quella persona, se l'ha avuto dopo di te, pensa me l'ha attaccato Raimondo. E invece volevo sapere, nel tuo caso per esempio, c'è un momento in cui hai pensato, vedi, potrei averlo preso in questo momento qui? Ma io sono abbastanza certo di sapere dove l'ho preso, perché io lo dovrei aver preso quasi sicuramente su un set cinematografico, dove infatti che si è rivelato poi essere un cluster, quindi era stato individuato infatti un caso di positività. Da lì, nonostante eravamo costantemente testati,
ci hanno ritestato un'altra volta e siamo spuntati in 40 positivi, quindi era un effettivo focolaio. La mia fortuna in realtà è stata che, tra le varie, che non ho infettato nessuno, cioè non mi risulta di averlo attaccato a nessuno, anche le mie conviventi sono state negative, che è una sfiga in realtà, perché se abiti da solo non è un problema, se abiti con qualcuno l'ideale è che quel qualcuno sia positivo come te, perché così almeno puoi stare a casa tranquillamente. Invece mi sono dovuto rinchiudere in questa stanza che non è particolarmente grande, come potete vedere. Qui però c'è un bagno, la finestrella minuscola che affaccia sul cortile interno del palazzo, la chiostra dove gira l'ascensore, e quindi ho vissuto 10 giorni qua dentro, dormendo per terra. Ci mettevo un materasso, ma per terra. Sì, ti portavano del cibo fuori, tipo così, bussavano, portavano del cibo fuori, io prendevo il vassoio, mangiavo qui, mi mettevo via il vassoio. Come stare in isolamento nelle prigioni americane. Sì, è un po' Patrick Zaki. Mi viene Zezzi. No, Zaki. Zaki, ecco, grazie. E quindi poi se avevi sete dovevi sbattere la tazza sulla guardia! No, fortunatamente avevo un ricambio di bottiglie d'acqua abbastanza costante, quindi non restavo mai senza acqua. Sì, diciamo che la chiave là è avere il bagno personale. La chiave è quella. Perché sennò ogni volta uno va in bagno tutto mascherato, devi spruzzare tutte le volte. No. Poi, immagino che parlavi con la tua compagna, cioè, come facevate? Attraverso la porta? Come facevi? Sì, allora, al telefono? Diciamo questo, io magari mettevo una mascherina, lei metteva una mascherina, oppure tenevamo una finestra aperta, io non uscivo dalla stanza, aprivo un po' la porta e comunicavamo, ecco, insomma, abbiamo rispettato le norme, ma anche con un minimo di... Certo. Cioè, non è comunque, anche se sei positivo, non è che sei proprio radioattivo, come dire, quindi insomma, abbiamo confidato che mantenendo distanze, io ero sempre mascherato, una finestra aperta, era ancora fine ottobre, quindi tutto sommato non era troppo freddo, la cosa, e anche perché poi alla fine non so, parlo da ignorante, però credo di essere stato uno che aveva una carica virale piuttosto bassa, perché non ho avuto sintomi, non ho contagiato nessuno, insomma alla fine mi sento un impostore anche come positivo al Covid, ecco. Senti, che ci facevi su un set cinematografico? E ci stavo recitando. Che stai facendo? Ne puoi parlare? Ma ti dico quello che si può dire al momento, cioè è un film piuttosto singolare, che ho accettato perché mi hanno affidato il ruolo del cattivo. E il ruolo del cattivo è divertente. Lo dico per esperienza perché io in quarta elementare ho recitato la parte di Scar in inglese. Bellissimo. Bellissimo, faccio un sacco di complimenti per come recitai Scar in inglese in quarta elementare, e quindi ho voluto rivivere un po' questo brivido di fare il cattivo, questa volta in italiano, ma va bene. Ed è, guarda, tanto una cosa divertente, vi accenno a un aneddoto. A un certo punto c'è una scena in cui il mio personaggio deve picchiare il protagonista. Sì. Io mi sono dovuto far spiegare come si picchia una persona, perché io non ho mai picchiato nessuno, cioè io non so come si fa. Come si comincia? Non lo so. Io. Se io ti dico picchia, come cominci? Io mi sono trovata a dire, scusate, e hanno dovuto chiamare gli stuntman per spiegarmi come si picchia una persona, che io non so come si picchia una persona. Adesso lo so, adesso lo so, quindi attenzione. E come si picchia? Qual è da un pugno? Come si fa? Si dà... Sì. Allora, nel mio caso, che fa ridere, perché poi tra l'altro ho picchiato una persona ovviamente più alta di me, come qualunque altra persona al mondo, ma insomma, cioè nel mio caso lo sollevavo e lo sbattevo contro un muro. Diciamo che lui ha dovuto a sua volta contribuire al salto, si aspettava che fosse a sollevarlo, capirai? E poi contro un tavolo, e poi pugni, calci nelle palle. Sì. E avete fatto un po' di coreografia o eri proprio te che lo pestavi? Perché io feci un corso di recitazione nel 2011 abbastanza inutile, ma una delle cose più belle che mi è rimasta da quell'esperienza è abbiamo rimesso in scena una sorta di
Iliade, e io ero Achille che combatteva contro Ettore, e combattevamo con doppia spada, io e un altro che è venuto proprio uno di questi che fa tipo spade medievali, e quindi abbiamo fatto tutta la coreografia di Achille e Ettore combattendo con queste spade finte, ma saltando capriole, cose, ci dobbiamo proprio, cioè tu devi colpire per colpire, l'altro si deve parare sapendo il colpo che arriva. Quindi te c'avevi un po' di coreografia oppure eri solo te che pestavi a sangue? No, era coreografia comunque, c'era un balletto, c'erano dei passi da seguire, e diciamo che ho cercato di seguirli nella maniera più scrupolosa. Ora, non che io sia un granché né come ballerino né come picchiatore, però insomma spero che alla fine il risultato sullo schermo sia soddisfacente, convincente, ecco. No, beh, quello sono pure cose divertenti da fare, Sì. almeno di solito. Sì, in realtà era la scena che mi ha stressato di più, perché, ripeto, per me picchiare una persona era proprio... Cioè, non so come si fa, dovevo stare concentrato, perché non so come si fa. Senti, ma tra l'altro recentemente non mi ricordo che podcast sentivo che effettivamente forse il più bel ruolo da cattivo da interpretare in una recita, o comunque uno dei cattivi più sottovalutati della storia, è la tipica recita di Natale, il ruolo dell'oste che a Maria incinta e a Giuseppe gli fa no, è tutto pieno. Quello è un antagonista cruciale nella storia dell'umanità, molto sottovalutato, quello che come uno stronzo fa no. Questa taverna è tutta piena, e li manda in una stalla. Quello è un bellissimo è un bel personaggio. Sarebbe ancora più bello pensare che uno degli inchiodatori di Cristo sia stato quell'oste, cioè che 33 anni dopo quell'oste, chiusa l'osteria per ragioni ha fallito eccetera, sia stato poi reclutato come inchiodatore alle croci e stia lì no, sarebbe una figura ancora più straordinaria. Sì, veramente, uno che alla fine si è accanito contro questi che gli hanno semplicemente chiesto di fare il suo lavoro. C'è una stanza, cioè, voglio dire. Ve la farò pagare cara. Senti, allora prima Stefano... La cosa dell'inchiodatore mi fa ridere, perché comunque, cioè, Gesù alla fine era un falegname, quindi è anche ironico che venga inchiodato da uno che praticamente fa la stessa cosa che faceva lui. Cioè, non so se c'è una sorta di contrappasso da questo punto di vista. Non lo so. Effettivamente c'è questo ruolo, forse il Signore ha cercato di dirci qualcosa sul legno che noi non abbiamo saputo cogliere. Beh, il legno comunque sia che resta nella nostra vita, cioè nel senso nella nostra morte, poi ci mettono dentro una cassa di legno, quindi comunque il legno resta presente nelle morti di tutti noi. Allora, scusa, continuo questa metafora. Continuiamo, mi sto appassionando. Allora mi sono sempre chiesto, cioè, tu hai visto, la bestemmia spesso è associata al momento in cui ti prendi della martellata sul dito mentre cerchi di attaccare un chiodo, no? Quindi pensa, cioè, la tensione che poteva avere quello che inchiodava proprio Gesù Cristo, del potersi dare una martellata e tirare un porcone davanti proprio a lui. Forse in quel caso, forse se avesse bestemmiato avrebbe detto esclusi presenti, ovviamente, esclusi presenti. Esatto. Ci mancherebbe altro. Beh, quello sarebbe stato un grande momento di... Guarda, qua, ancora una volta nel 2020 quanti momenti di comicità ci regala il Nuovo Testamento. Ma certo, il Nuovo Testamento è foriero di grande ispirazione da sempre. Ciascuno trae le ispirazioni che crede, ma è molto suggestivo. Di questo parlammo quando sei venuto la volta scorsa a Tintoria, della religione, di quanto sia ridicola e per questo a te vicina. Esatto. Eri venuto a presentare Io Esisto, che è una raccolta di lettere. A questo punto facciamo una marchetta volante, la faccio io, guarda. Io Esisto, che è una raccolta di lettere da Babbo Natale alle persone, che potete acquistare, perfetto regalo di Natale. Lo era l'anno scorso, lo è ancora quest'anno. Esatto. Potete trovarlo su Amazon nelle migliori librerie, un grande regalo di Natale. Senti, prima Stefano, quando hai ricevuto la telefonata, ha detto chi è Piero Angela. Come mai Rapone ha detto Piero Angela? Guarda che professionista. Perché tu nel frattempo hai cominciato a fare un programma sulla mitica Rai 4. Eccolo qua, Pigiama Rave. Esatto.
Pigiama Rave che agli occhi attenti di noi appassionati di dirette durante il lockdown richiama le dirette che facevi durante la famigerata prima ondata. Esatto. Senti, e come nasce questa cosa di fare Pigiama Rave e di farlo in questo modo? Tu già dovevi fare qualcosa su Rai 4 e poi, visto che c'è il Covid e quindi ci sono le esigenze diverse, hai detto vabbè, allora adesso farò questa cosa qua, oppure tu hai detto faccio questa cosa qua su Rai 4, è arrivata Rai 4 e hai detto facciamo questa cosa, come è successo? E poi parlami, vabbè, vai questa cosa. Allora, è successo che io dovevo fare qualcosa, ma ancora non sapevo né cosa né dove. Questo prima della pandemia. Diciamo che era successo questo, che si era esaurito la prendo larghissima proprio. Si era esaurito un ciclo a Comedy Central con CCN e mi ero non solo e non tanto per il, cioè in primis per il programma, per quello che avevo dato in condizioni date, ma anche perché dopo lo special su Netflix, tra virgolette, era un po' andato in crisi, nel senso che ho cominciato a dirmi cosa faccio adesso? Cioè, faccio ancora cioè, tutto uguale? Potrei provare a cambiare, potrei provare a prendere questa cosa come un turning point e svoltare dall'altra parte, che cazzo ne so. Quindi mi sono messo a pensare a fare un'altra roba e a un certo punto avevo avuto un'idea figa, almeno a me mi piaceva molto, per un altro programma dovevo capire un po' dove andarla a proporre, eccetera, eccetera. Un programma tutto in esterna. Vi dico solo che il titolo almeno di lavorazione era Saverio tra la gente. Senti come, no? Infatti arriva una pandemia che dice distanziamento e quel progetto lì, cioè ha proprio perso senso, sabbia fra le dita, era impossibile, non era possibile. Quindi in quella fase lì poi appunto la fase del lockdown ho detto proviamo un attimo a capire come funziona questo linguaggio effettivamente delle dirette, il fatto di essere tutti qua così eccetera, e mi ero reso conto che c'era cioè che era possibile in qualche modo ricavarne una grammatica, un linguaggio possibile per farne un programma. Quindi ho cominciato a ragionarci sopra, ho pensato ma sì, potrebbe essere interessante, potrebbe chiamarsi Pigiama Party, fondamentalmente all'inizio era più banale, poi giustamente mi è stato fatto notare dalla capostruttura Rai che magari bisognava dargli al contrario un tono un po' più adulto, e allora dico bene, allora Pigiama Rave facciamo, così da conservare comunque. Il rave è più adulto del party, mi piace questo messaggio. Beh sì, in effetti sì. Mi piace questo messaggio. E quindi quando mi venne questa idea sono andata a Rai 4 a presentarlo, perché mi piaceva quel canale. Infatti parlami un po' di Rai 4, cioè com'è Rai 4? Come si presenta? Che sensazioni dà? Esiste fisicamente più che altro, perché appunto cioè, tu sei da casa e non c'è un palazzo di Rai 4 secondo me, cioè, no? Allora, esistono degli uffici di Rai 4 che tra l'altro stanno dietro a Via della Conciliazione, quindi siamo in pieno Vaticano praticamente, siamo un passo al Vaticano. E già questa cosa mi ha convinto, no? Sentivo, ecco, questo è il posto giusto. Torna sempre là alla fine. Esatto. Io con Rai 4 avevo già fatto un paio d'anni fa il commento in diretta dell'Eurovision Song Contest, che fu quella volta esilarante in cui San Marino si offese per una mia battuta e quindi chiese alla Rai di sanzionarmi, richieste assurde, molto buffe. Insomma, ero rimasto legato. La battuta qual era su San Marino? Qual era? Ma guarda, era una storia cioè l'anno prima, se non vado errato, Gabbani aveva perso l'Eurovision Song Contest, non so, diciamo che tendenzialmente è raro che lo vinciamo. E si era creata questa leggenda in rete, però molto, sai come sono le cose in rete, a un certo punto chi per gioco, chi perché ci crede veramente, si comincia a cavalcarle. Questa cosa che quelli di San Marino non avevano votato per Gabbani.
questa rivalità qui. Quindi si era creata questa tensione Italia-San Marino. E per questa battuta San Marino si è offeso. Quanto so allora per io l'anno dopo, quando ecco. entrò il cantante di San Marino, non mi ricordo neanche esattamente cosa disse, ecco qua San Marino, i nostri cugini infami, una roba del genere, cioè, ma una roba poi col tono di voce mio, cioè che lo senti che sono un coglione che sta coglioneggiando. E niente, si è offeso da un comunicato ufficiale, ma una roba assurda. Guarda, l'unica reazione è che quando commentai la cosa, ovviamente con i miei toni sui social, Rai 4 mi mise l'emoji sotto il mio post, quindi questa è stata quindi a me questa cosa è piaciuta, ho sempre riconosciuto il loro. È il canale Rai che trovo ideale, perché è il canale Rai semi-generalista, dove che ha questa programmazione cazzuta di serie, di film, eccetera, e dove è possibile lavorare con un programma che sia un esperimento. Mi trovo molto bene, Bene. Ci abbiamo visto anche nel programma Fauro e Guia, Tommaso Fauro e Guia Scognamiglio, che invece loro vengono mandati allo sbaraglio nelle strade italiane in piena. Sì, sono le nostre esterne, sono i nostri rider, come dire, abbiamo ritenuto che avessimo bisogno anche noi di una figura da sfruttare in qualche modo, no? Il rider è questa vittima sacrificale ormai dei tempi moderni, quindi sì, è un modo per avere un po' di esterne in questi programmi di clausura e poi per avere delle persone da maltrattare, che non c'è niente di più bello, no? Che avere delle persone da maltrattare. Uno vuole avere un programma apposta per avere finalmente ci tengo a dire, come ho detto anche in trasmissione, maltratto sia un maschio che una femmina, quindi il programma è inclusivo e non ci sono problemi. Bravissimo, sono contento che l'hai detto anche a Tintoria. Senti, quante puntate saranno? Perché ne sono uscite 2, diciamo anche a questo punto che se non le hanno viste le possono recuperare sul mitico Rai Play, Netflix di Stato. Bravissimo. La Netflix di Berlino Est. Esatto, Netflix da questo lato della cortina di ferro, Rai Play. Quante puntate saranno? Allora, io non so se sono autorizzato a dirlo, quindi do una risposta. Allora, dovevano essere inizialmente dovevano essere sicuramente 6, con l'obiettivo di farne di più. Posso dire che oggi è iniziato ufficialmente l'iter per cui saranno di più. Non so se sono autorizzata a dire effettivamente quante di più, però parecchi di più. Mi piace, sono molto contento anche che mi hai dato questa risposta Rai. Oggi è iniziato l'iter che ci porterà a decidere, potremo sapere. È ovvio, in Rai tu hai come si chiama? Oddio santo. La matricola, tu alla matricola il programma, ogni cosa ha una matricola, deve essere immatricolata, questa la timbriamo, che va lì, vai allo sportello ti danno questo cedolino tu vai là e ti danno questo è, e poi tutto questo fa un programma. Certo, questo gioco delle parti, poi queste dame, cortigiani, cavalieri e paillette, il Rai è bollettini e carta bollata, questo è. Senti, e per promuovere, immagino, insomma, una delle mosse promozionali per Pigiama Rave è stato andare ai soliti ignoti. Certo. Tu sei andato ai soliti ignoti. Com'è stato? Com'è divertente? È strano? Cioè fa ridere? Io ho visto solo dei video brevi, non l'ho vista la puntata, quindi non so, però com'è andata? Come ti sei trovato a fare l'ignoto? Ma bene, anche perché poi in realtà era una di quelle puntate speciali in cui Montepremi va in beneficenza, quindi il concorrente era Bruno Vespa, con il quale collaboro da anni. Non l'avevo visto, io avevo solo visto storie di te, quindi pensa che pessimo podcast. Si è creato tutto un siparietto tra me e lui nella nostra dinamica tipica fantoziana, colui che doveva indovinare effettivamente cosa, quale di quelle opzioni mi corrispondesse, e lui inizialmente ha detto la cosa giusta. Mi pare le opzioni fossero infatti costruisce panchine, ha fatto il modello, fa astucci per gioielli, e lui di primo acchito
il mega direttore ha detto, avrà fatto il modello. Poi ovviamente anche lui mi ha guardato bene, dice, ma come è possibile ha fatto il modello? E dice, no, aspetta, ma fa astucci per gioielli. Io, la risposta giusta era, ha fatto il modello, nel senso che effettivamente una volta ho posato per degli amici in un negozio di abbigliamento, ho fatto con loro delle foto. Allora, lui ha cominciato ad avere il dubbio, e io fino a quel momento Vespa le aveva dette tutte giuste. Se avesse sbagliato su di me, io volevo suggerire, quindi io stavo veramente sudando freddo. E quindi poi fortunatamente si è ricorretto a sua volta, ha detto fatto modello, quindi ha indovinato. Ma io me la sono veramente vista brutta. Beh, sì, saresti stato proprio il momento, la sconfitta di una squadra poi. Capito? Cioè, ero veramente in ambasce, Poi tutti i soldi in beneficenza a questi magari bambini, insomma, in questo orfanotrofio che si trovavano a Natale senza regali per colpa tua, insomma, quindi sarebbe stato... Infatti, mi sei trovato due colpe addosso, l'aver fatto perdere Bruno Vespa, capito? Aver fatto perdere dei soldi a un'associazione benefica per dei bambini, eccetera. Mi sentivo addosso un carico di responsabilità, quindi ecco, posso dire meglio il Covid che andare ospite ai soliti ignoti. La mia esperienza è stata più leggero il virus. Stefano, terribile. Sì, io avevo questa domanda che ti faccio su Bruno Vespa, perché in realtà ne abbiamo già parlato, mi sa l'altra volta su Tintoria, però avevo questa curiosità, cioè nel senso che tu comunque fai dei siparietti con Vespa, cioè tu hai questo fare appunto fantoziano, lui è il mega direttore e quindi lo usi come spalla comica e quindi inevitabilmente lui diventa simpatico per chi guarda. E che adesso secondo me non è neanche un problema perché alla fine ci sta che si possa fare questa cosa con Vespa. E mi chiedo se fossi stato in questa stessa situazione 10 o 15 anni fa, quando c'era ancora Berlusconi e Vespa era visto come il giornalista che che cuciva le trasmissioni addosso ai berlusconiani, eccetera, avresti fatto la stessa cosa, quindi l'avresti comunque reso simpatico oppure avresti trovato un modo diverso per interagire con lui? Ma allora, guarda, in realtà io non sono convinto che Vespa nei miei siparetti risulti simpatico. Io ritengo che risulti divertente, che è diverso. Ok. Tra l'altro penso anch'io di non essere molto, anch'io come comico, non so quanto io sia simpatico, spero di essere divertente, ma non so quanto effettivamente io sia simpatico, già solo questa voce fastidiosa, che poi era l'altra caratteristica per esempio di Villaggio, cioè Villaggio non era simpatico, né umanamente, ma anche i suoi personaggi, no? Dal professor Kranz, ma allo stesso Fantozzi, non erano personaggi realmente simpatici, erano però dei personaggi molto divertenti, quindi in realtà non so se io lo sto rendendo simpatico, ma sicuramente lo rendo divertente, ma in realtà non è neanche vero dire che io lo rendo divertente, perché ammetto che Bruno Vespa è divertente, cioè ha dei tempi comici e delle chiose sue perfette. È davvero, da quel punto di vista, guardate, non metto in dubbio sia anche un grande giornalista, ma abbiamo perso un grande Gianni Adus, davvero. Mi sento di dire che avrebbe avuto una grande carriera anche come spalla comica, particolarmente divertente. Quindi rispetto anche al passato, forse anche poi col senno di poi, la lettura che abbiamo dato anche al sistema mediatico, eccetera, eccetera, di quegli anni lì, e quindi il modo in cui abbiamo anche letto e giudicato determinati personaggi era relativo, cioè ma magari una cosa che qualche detrattore avrebbe potuto dire appunto di Vespa era che fosse in qualche modo a servizio, no? di determinati politici, ma in realtà mi sento di dire che forse era quasi il contrario, cioè
la storia ci ha fatto vedere che alla fine i politici sono passati, persino Berlusconi è passato, Bruno Vespa resta. Allora, allora lui è la vera istituzione in qualche modo, è lui, nel bene e nel male, poi questo ognuno avrà il suo giudizio. Quindi, e quindi anche in questo trovavo comunque divertente stabilire con lui un rapporto comico che poi fosse anche un rapporto autentico. Cioè, in quella chiave del tutto fantoziana c'è un'autenticità, perché io penso che lui, fuori da ogni gag grottesca, sia effettivamente il mega direttore, cioè comunque è Bruno Vespa, sì. È innegabile, appunto, i politici passano, lui resta. E poi è autentica quella chiave anche perché in realtà racconta l'effettiva mia soggezione nei confronti di Bruno Vespa, cioè lui mi chiede di dargli del tu, io gli do del tu, ma ogni volta mi devo ricordare dargli del tu, perché a me verrebbe da dargli del lei con voi. Del voi. Cioè, quindi comunque in quella chiave comica in cui, ripeto, io non so se risultiamo simpatici, ma io spero risultiamo divertenti, questo sì. In realtà è una chiave molto autentica, credo che racconti piuttosto bene chi siamo entrambi e qual è il nostro rapporto, chiamiamolo così. Tra l'altro Bruno Vespa, ricordiamo di nuovo che io e Bruno Vespa abbiamo fatto lo stesso liceo all'Aquila, il liceo classico Domenico Cotugno, e quindi Bruno Vespa mi impedisce di essere, per quanta carriera io potrò fare, la persona più famosa che ha fatto il mio liceo. Sarà per me sempre impossibile. Adesso io posso impegnarmi per anni, per decenni, ma mai arriverò alla fama di Bruno Vespa. Per adesso, comunque, prima di me c'è sicuramente una Avelina Mora, che è passata per un secondo, che pure lei faceva il mio liceo. Poi, pensa, lei ha smesso di fare la velina quando per un breve periodo Striscia Notizia aveva fatto i velini. Per un brevissimo momento ha fatto i velini, che erano due bei ragazzi a torso nudo che ballavano, e l'Italia collettivamente ha detto no. Ho detto, guarda, dei maschi non vogliamo sapere nulla, a noi questa cosa non ci interessa, e quindi sono durati un soffio, però per un istante Striscia ha detto proviamo a mettere i velini maschi, e l'Italia ha detto no grazie, non ce ne facciamo nulla ce ne facciamo. Ok, mi è molto piaciuta questa risposta, ma è il momento delle domande dal pubblico, quindi io intanto apro Instagram e vado a vedere le domande che mi hanno fatto su Instagram, che intanto lo dico agli spettatori e spettatrici, ogni tanto scrivono in chat ma dove le prendono le domande? Dal mio profilo Instagram, dove le faccio 24 ore prima, però intanto se le volete fare anche qua nella chat, dove prima avevamo un hater a un certo punto che è stato prontamente rimosso, potete farle. Un altro record oggi, Saverio, nella tua puntata c'è stato la prima persona bloccata nella chat di YouTube, perché c'era uno che non era mai successo. È arrivato uno che ha cominciato a insultare un po' tutti quanti, allora l'ho bloccato, perché questo è quello che me però succede. non mi ha insultato, non so se sentirmi offeso che non ha insultato anche me o... Ma quindi chi ha insultato? Me e Daniele? Principalmente me, e poi a un certo punto pure te. E allora quando ha insultato, finché insultano me va bene, quando insultano pure l'ospite ho detto vabbè, guarda, forse è il momento che... Vabbè, ma l'ospite ero io, vai tranquillo. Ho dovuto cercare il tasto per silenziare o per bloccare, perché non era mai successo che qualcuno venisse a insultare in chat. Bravo, io non mi sono accorto di nulla, sei stato bravissimo. Vediamo se posso evitare. Allora, Stefano, se intanto tu vuoi leggere, perché c'erano diverse domande interessanti, ma adesso Instagram chiaramente non sta collaborando. Scrivete intanto domande. No, io volevo farti una domanda in realtà che te la faccio io, insomma, che riprendeva la domanda che facevi tu ai tempi di Covid Late Night. Cioè tu a un certo punto chiedevi a qualcuno di mostrare i segreti della propria casa. Io chiedo a te, visto che non so se te l'hanno chiesto anche a te, però quali sono i segreti di casa Raimondo? Se hai qualcosa che puoi farci vedere. Allora, trovo che sia divertente sapere dove io tengo il premio Satira Forte dei Marmi. Sì. Al bagno? No. Bravo. Sì. Perché ho visto che ti vuoi verso... Questo è il water, si vede, sì, ecco il water. Sì. Accanto al water ci stanno, qui vedi i prodotti, no? Certo. Per pulire. Dietro l'alcol. Vedi questa cosa rossa qua? Quello è il premio per la... Questo è il premio Satira, eccolo qua.
Premio satira Forte Levarmi accanto alla tazza del cesso. Eccolo. Stupendo. Nel bagnetto di servizio con i prodotti per pulire. Mi sembrava il luogo più giusto. Beh, è comunque uno dei luoghi più importanti della casa, comunque, è uno dei luoghi dove si va più spesso, ci si sofferma più spesso, quindi ci sta che sia bellissimo. Sì, penso anch'io, cioè, ne vado fiero di quella collocazione lì, quindi così questa è un po' una delle chicche. In quei momenti, diciamo, te lo vedi quando stai lì, quando non hai niente da leggere. In realtà appunto questo è un bagno di servizio, a parte la fase del lockdown, non è che lo si usi particolarmente. Okay. E poi per dove è collocato, cioè se stai in piedi di fronte alla tazza non lo vedi perché ce l'hai qua nascosto, se stai seduto ce l'hai qua, quindi comunque non lo vedi. Okay. Devi andare proprio a cercare fra i prodotti per pulire il pavimento e lucidare i mobili, allora sì. E allora ho trovato una domanda. Io adesso penso che farò questa cosa d'ora in poi, visto che sennò poi io quando mi metto a cercare le domande poi inevitabilmente ascolto di meno. Io selezionerò 3 domande che hanno fatto, che mi piacciono, e faccio quelle 3. La prima è: se tu avessi la macchina del tempo, quali comici ti piacerebbe andare a vedere? Del tempo e dello spazio, cioè se tu potessi vedere, immagino, qualsiasi comico nel mondo, nella storia, quali ti piacerebbe andare a vedere? Vabbè, Woody Allen stand-up comedian me lo andrei a vedere molto volentieri, sinceramente, per ovvie ragioni anche sentimentali, ma anche per effettiva curiosità. Infatti mi piacerebbe vedere il Woody Allen proprio quello degli inizi, cioè quello che pare che quasi si strozzava da solo col filo del microfono. Mi sarebbe piaciuto. Vediamo. Chi altri? I Monty Python alla fine li ho visti, uno era morto, ma li ho visti quando hanno fatto la reunion. Chi potrebbe... Nicholson e May, che era questo duo sempre anni 60, coevo al primo Woody Allen, a Lenny Bruce. Lui poi, Mike Nichols, è finito a fare il regista, ha fatto il regista del laureato, eccetera. E lei, Lenny May, appare anche in un film di Woody Allen, appare anche nella serie di Woody Allen, Crisis in Six Scenes, ed era un duo comico piuttosto figo, facevano degli sketch piuttosto divertenti. Mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo anche loro. Vediamo altri comici da vedere dal vivo. Beh, forse non so se sì, come si chiamavano? Beyond the Fringe, mi pare, Dudley Moore, c'era questo gruppo di comici inglesi, aspetta, lo cerco in tempo reale. Allora, sì, Dudley Moore, Peter Cook, che misero insieme questo spettacolo satirico proprio nei primissimi anni 60, Beyond the Fringe. Loro, secondo me, sarebbe stata un'esperienza bella vederli dal vivo. Sì, loro. Mi sembra una bellissima risposta. Io stavo pensando anche che mi piacerebbe andare a sentire, ma per motivi puramente... Cioè, Lenny Bruce, che adesso se si vedono molti dei monologhi di Lenny Bruce non fanno più ridere, perché la comicità di rottura, e chi più di rottura di lui cioè, invecchia malissimo, cioè più sei di rottura più invecchi male. Però andarlo a vedere dal vivo, cioè per vedere com'era lui dal vivo, se veramente c'era questo senso di stupore delle persone, dicevano: ma questo che cazzo dice, che cosa sta facendo, questo è un pazzo. Quello mi interesserebbe vederlo. Sì, è interessante. Io andrei a vedere Louis C.K. senza il senso di colpa. Louis C.K. 2 anni prima, Louis C.K. 3 anni fa. Sì, così già vedi. Louis C.K. il giorno prima. Esatto. Louis C.K. il giorno prima. Allora, poi dicono così, essi: la psicoanalisi ha avuto influenza sul tuo lavoro, o immagino la terapia? Sei mai andato in terapia e questo ha avuto influenza sul tuo lavoro? Sai che purtroppo non sono mai stato in terapia. Ah, vedi, un fan di Woody Allen come te, se non altro per quello. Non ho mai fatto analisi.
Non l'ho mai fatta, forse un po' mi manca, però dall'altra un po' non ci ho avuto tempo, un po'... Non hai avuto neanche la un po' una necessità, volta... immagino. Sì, esatto, un po' mi è capitato di parlarne effettivamente con uno psicoterapeuta di questa mia mancanza, ma così in società ne parlavo. E in realtà mi diceva, ma una psicoterapia che cosa dovremmo farle fare? Lei è perfettamente rassegnato rispetto alle cose, eccetera, che cioè, la psicoterapia serve per far accettare, ma lei sembra accettare qualunque cosa. No, che non vuol dire esserne felice, cioè io accetto anche, sì, fa male, è brutto, però che devi fare? Cioè, quindi pare che non mi servirebbe nemmeno. Quindi un po' mi manca magari così la cosa speculativa, no? Di aprirsi davanti a se stessi ed esplorarsi. Dall'altra forse nel mio caso sarebbe più una masturbazione che altro, quindi lascio il posto a chi magari ne ha più bisogno. Ecco. Ok. E poi tra l'altro qui si torna anche alla solita cosa che la stand-up in qualche modo, che io non credo sia del tutto vero, fa terapia, secondo me fa terapia fino a un certo punto, cioè appunto esatto. per accettare delle cose funziona molto bene, poi per indagare su altre secondo me a un certo punto si ferma, è il motivo per cui la gente va in terapia e non più che altro si deve fermare, nel senso che è necessario che per la stand-up comedy, che la parte diciamo così di autoterapia della stand-up comedy è l'elaborazione delle cose, quindi è un eccellente elaborativo la stand-up comedy. Dopodiché però è fondamentale che resti comedy e non sia solo e non diventi sfogo così appunto da psicanalista, perché in quel caso dovresti essere tu a pagare il pubblico e non viceversa, quindi sì, secondo me è una terapia fino a un certo punto. Fino a un certo punto. E poi ci chiedono una cosa che questo mi fa pensare, guarda che stupido, che non è una domanda fissa per tutti i comici che vengono. Questa persona chiede: hai sbagliato almeno una volta un tuo spettacolo? E quindi la domanda che vorrei fare un po' ogni comico è: ci racconti una volta in cui allora, quando si fa stand up a volte va male, questa è una legge che è scritta nelle stelle, per quanto uno sia bravo, è proprio statisticamente ogni tanto, il meno possibile, però ogni tanto va male. Allora ci vuoi raccontare una volta che proprio ti è rimasta per quanto è andata male, per come è andata male? Ma allora, in realtà a me restano di più non tanto la serata moscia che non ha funzionato, che ero sbagliato io, ero sbagliato il pubblico, ma al contrario, la serata bella, figa, il pubblico c'è, è preso bene, tu ci sei, e però poi, come dire, era quella serata, doveva arrivare a 10 e poi è finita e tu sei a 8, non hai fatto 10. E quella è quella che ti scoccia di più. Quella è quella che ti scoccia di più. Credo che al proposito sia stata una volta che feci un bello spettacolo, ma non che andò molto bene al Quirinetta a Roma. Sì, forse c'eravamo. Andò anche bene, ma non sono rimasto per niente contento di me. Quindi quella per me è rimasta, ed ripeto, era tutto pieno e il pubblico alla fine era contento, ma no, non doveva uscire contento così, doveva uscire molto più contento. Quindi quella forse, quell'ottima serata lì, per me in realtà è stata la serata peggiore. Ok, sì, no, capisco, guarda, capisco questa sensazione. Io di solito mi succede quando carico troppo di aspettative una serata, cioè lo spettacolo è buono e mi succede soprattutto tipo se c'è tanta gente che conosco nel pubblico, cioè se ci sono, quindi essenzialmente se è a Roma o nel caso anche all'Aquila, cioè se ci sono proprio gli amici, addirittura i parenti, e quindi tu dici, beh, voglio fargli vedere delle cose belle, ci sono le persone a cui voglio bene, voglio regalargli un bello spettacolo, quindi ti aspetti che loro ridano, ti aspetti che la serata vada bene. Nel momento in cui la serata va per 10 secondi, va una virgola sotto quello che tu ti hai ridato come aspettativa, che tu te ne accorgi, il pubblico no, là cominci a fare e senti questo malessere e poi può essere che te lo porti dietro. Sì, hai ragione, è proprio fastidioso, quella è una sensazione fastidiosa. Sì. È quella roba che se ancora cioè se io stasera mi metto a pensarci a quella serata lì poi non dormo. Ecco, allora ti chiedo scusa, ma incolpo prontamente i follower di Instagram che hanno fatto questa. Però questo è
è il sintomo che devi andare da uno psicoterapeuta. L'abbiamo trovato. Quindi sì. Allora, però ne approfitto che ci sei tu, Saverio, per fare questa domanda a Rapone, perché Stefano c'ha questa cosa che comunque io non l'ho mai visto andare male. E questa cosa mi sta qua. Quando ti ho visto andare male? Ma è capitato, ma ci ho messo pure un video su YouTube di una serata. Non guardi i tuoi video perché sono invidioso. Cioè, andate sulla mia pagina, seguitemi, iscrivetevi e c'è il mio video che è la serata a Conegliano che ho fatto e lì ci fu quella serata che... Golden. Esatto, no, comunque alla fine... Volete sapere quanti anni sono che mi dicono che mi invitano al Bar Radio Golden? Almeno 4. Volete sapere quante volte ci sono andato? 0. Quindi per me Bar Radio Golden infami, peggio di San Marino. Invece al contrario, per me Bar Radio Golden purtroppo mi è saltata la data d'aprile causa pandemia, ma l'anno prima c'ero stato, credo di essere stato dopo di te, Stefano, e nel mio caso invece gran serata. Infatti io, forse eri prima, non mi ricordo, una cosa del genere, però a me poi in realtà non andò, io penso fosse anche stato un problema cioè inizialmente anche audio, non lo so, credo, perché poi dopo un po', cioè scherzando col pubblico sono riuscito a fare un po' di spettacolo. Però non lo so, inizialmente era andata così, infatti io stavo malissimo, però lì ho imparato a improvvisare da questa serata, sì, quindi per me è stata fondamentale, cioè se non avessi fatto quella serata brutta non avrei improvvisato mai probabilmente il resto del... Allora viva il Bar Radio Golden, bisogna che ci vai, ma mi continuano a dire come si chiama lui che dice no ma c'è stata la pandemia, vecchio devi venire, esatto. Capiamo pure prima la pandemia, vecchio devi venire e io cioè la mail è quella, il telefono è quello, niente, mai un invito, non è mai saltato niente, non mi hanno mai chiamato dopo che a me sta bene che un locale non mi voglia chiamare, ognuno fa le sue scelte artistiche, figuriamoci, però non mi dire che mi chiami se poi non mi chiami. Dobbiamo capire quando sarà, che locali saranno rimasti in piedi dopo tutto questo. Sì, quello sarà un po' tosto. Lo scopriremo. Lo scopriremo perché sai più o meno a Roma lo riusciamo a capire, cioè uno fa un giro di chiamate, va a vedere un paio di cose. Però questi locali di provincia con cui uno ha instaurato un rapporto e dice guarda che bello, c'è il proprietario che mi conosce, gli piace il mio spettacolo, vuole vedere quello nuovo, già sono organizzati con questa cosa qua. Se in una città di provincia il locale che fa stand up chiude, non è affatto detto che ci sia un'altra persona che vuole ripartire. Esatto. Quindi tutto il lavoro di questi anni si dovrà un po' rifare. No, però c'è anche molta voglia di fare, di vedere. Voglia tantissima, però se non ci sono i soldi per tenere aperto un locale e poi il proprietario non è che può solo con la voglia. Ce ne sono altri che dicono facciamo sta cosa perché ci serve. Io confido nella Pfizer che aprano un comedy club anche. Esatto. Secondo me Moderna, oppure 2 comedy club gemellati, uno a Pomezia, l'altro a Oxford, cioè... Bellissimo, sarebbe stupendo se il polo della comicità inglese in Italia fosse a Pomezia di tutti i posti. E quindi macchinate di comici e di pubblico che fanno Roma-Pomezia tutte le notti, pericolosissimo, per andare nel comedy club più prestigioso d'Italia a Pomezia, Pomicia. Stefano, ci sono domande nella chat infame? La chat non tanto, forse chat che oggi è infame, non ho niente contro le persone ora in chat, però sono ancora ferito da later. No, ma io volevo chiedere una cosa, cioè, personale a Saverio, cioè, perché ci conosciamo meglio così almeno. E io so che tu sei un grande fan del vestiario, diciamo, di un bel tipo di vestiti. Sei fan del jazz, sei fan di Woody Allen e della comicità in generale. Di che altro sei fan? Cioè, io conosco queste cose di te, magari però ci sarà anche altro nella vita di Saverio. Cos'altro ti piace personalmente? Mi piace mangiare e bere bene. Okay. Mi piace molto l'old fashioned, base bourbon. I cocktail è vero, un'altra cosa che il mio preferito è l'old fashioned, base bourbon. Mi piace mangiare bene, mi piace molto la carne di maiale, mi piace la Sachertorte, mi piacciono molto le tette, i capezzoli mi piacciono molto. Anche quelli maschili? No, solo quelli femminili. Femminili, okay. sì.
Umani. Comunque umani. Sì. Mi piace anche la frutta. Sulla verdura invece dialettico, dipende. C'è verdura e verdura, modo e modo di fare la verdura. Del vestiario mi piace molto il tweed, questa passione per il tweed. Mi piace New York, mi piace Parigi, mi piace... mi piace una parte del mondo, mi interessa una parte del mondo. Questa è una cosa che ci tengo sempre a dirla. Prima o poi la vorrei trovare, dirla anche in uno spettacolo. Cioè, io mi sono reso conto che a me del pianeta, no? Mi interessa una parte. Ok. Il resto del pianeta me ne frega un cazzo. L'Occidente a me di andare in Cina non me ne frega niente. Okay. In India non me ne frega niente. In Brasile non me ne frega niente. L'Occidente, cioè la parte occidentale, sì, quella che chiamiamo l'Occidente è manco tutto. Il Commonwealth, diciamo. Forse no. la Francia, cioè tipo la Scandinavia? Sì, paesi del nord Europa, sì, bello, freddo, mi piace il freddo a me. A me piace il freddo, non mi piace il caldo. Mi piace il freddo, proprio tanto freddo, che esci fuori e dici, porco puttana, quello è bellissimo, Poi entri dentro, fa un caldo della Madonna, quello mi piace molto. Allora. Alla fine sono una persona veramente arida, cos'altro mi può piacere? Sono proprio arida, sono una persona molto arida in realtà, piuttosto noiosa. Mi piacciono gli impermeabili. Però torniamo alla questione vestiario. Sì, io penso che alla fine, tutto sommato, mi piace solo roba da bere, da mangiare, da vestire e da scopare. Alla fine mi riassumo così. Beh, posso dire, sei un essere umano a 360 gradi. A ognuno piacciono delle cose, ma un'emanazione di queste cose deve piacere a tutti quanti, in qualche modo. Almeno in qualche sfumatura, in qualche perversione, qualcosa di questo deve piacere. Ecco, allora, guarda, c'è una domanda che in realtà è una cosa simile a quella che avevo pensato, che è: se ti proponessero di fare un film a episodi come quelli della vecchia commedia all'italiana e se potessi scegliere la scuderia di mattatori con cui girare, chi sceglieresti? C'è un film tipo commedia... No, non so, nel senso, uno dei miei attori preferiti da quel punto di vista lì è sempre stato, cioè, della commedia gloriosa italiana, era Tognazzi. Certo, recitare accanto a Tognazzi come a qualunque di quei mostri sacri, io che non sono così sicuro di essere bravo a recitare, cioè ho paura che farei proprio una figuraccia, però ecco, se proprio lo dovesse sognare, ma sì, cioè Tognazzi, la Sandrelli, sarebbe male, tipo. Diciamo il cast io la conoscevo bene di Pietrangeli, è un po' il cast ideale, ecco. Invece la domanda che mi ha ispirato questa domanda, che volevo farti in realtà, era: tu faresti oggi tipo un cinepanettone se te lo proponessero? Temo di no, anche perché non penso di essere giusto, tra l'altro. Perché magari una parte, anche una parte cioè, visto che adesso ci stanno anche personaggi considerati, cioè, che ne so, tipo Herbert Ballerina oppure Lillo e Greg, che ci sono finiti negli ultimi, Bisio, De Luigi, magari un po' si sta contaminando, tra virgolette, con... Ma cosa intendi però allora per cinepanettone? Che tu a Bisio e De Luigi i vacanze non li hanno mai fatto? No, ce n'era uno che hanno fatto, non mi ricordo qual era, forse a New York, a Miami, non mi ricordo. C'era De Luigi, credo. E anche Bisio che faceva... Però attenzione, perché Natale a New York non è uno dei più brutti Natali degli ultimi anni, cioè forse è l'ultimo bello prima di un declino gravissimo partito forse con Sudafrica. Già entriamo nel mondo del trash puro, cioè non era già più un cinepanettone con un po' di, se vogliamo chiamarla così, dignità, però quella New York è carino, quella New York l'ho trovato carino. Guarda, io sicuramente sono una persona avida come tutti, quindi in cambio di soldi si fa qualunque cosa, anche a ammazzare una vita umana, quindi figurati. Però forse il cinepanettone, ma credo di no. Credo di no. Penso che preferirei ammazzare una vita umana. Dici a quel punto. Forse potrebbero anche coincidere le due cose, diciamo. Potrebbero coincidere le due cose, però credo che per ammazzare una vita umana ancora, cioè, paghino meglio.
Secondo me adesso i cinepanettoni non pagano neanche più così tanto. Pure secondo me adesso, cioè, diciamo, probabilmente Boldi e De Sica prendono ancora bei soldi per fare quest'anno, ricordiamo, Natale su Marte. Natale certo. su Marte, però probabilmente i personaggi di contorno molto meno, e questo mi dispiace molto, perché io invece vorrei sempre fare il cinepanettone. Già mi vedo io, comunque sia Fisik Durò, il pelato con la barba alto, che faccio il carabiniere, che è il tipo il sottoposto del generale dei carabinieri Boldi, la cui figlia mi si vuole fare e io non me la voglio fare perché è la figlia del generale, e quindi lei mi si prova a fare, si crea tutta quella cosa di è arrivato il generale, io mi devo nascondere con lei che fa ciao papà, e io proprio questo ruolo me lo vedo addosso tanto. È arrivato generale, che cosa fa? Ma cosa sta facendo in mutande? Io, ma no, niente, ne stavo facendo ginnastica. Queste cose. Io vorrei tantissimo fare questa cosa, quindi appello. Ma io te lo auguro, Daniele, allora io te lo auguro di tutto cuore. Tra l'altro mi sembreresti anche un buono sceneggiatore, perché hai già la scena in testa, le battute, quindi... Si scrive da solo questo ruolo, si scrive da solo. Io te lo auguro. Guarda, grazie mille. Senti, invece, cosa ti auguri per il 2021 di Saverio Raimondo? Cioè, cosa ci resta da sperare? Noi comedians, tu adesso per fortuna Rai 4, ma guarda, allora, vuoi fare programmi televisivi che non comportino stare a distanza? Vuoi tornare sul palco? Cosa speri che succeda? Allora, no, a me Pigiama Rave sta piacendo, quindi voglio continuare a fare Pigiama Rave, mi piace questa cosa di fare la roba a distanza, credo che gli studi televisivi siano, se non morti, completamente da reinventare, quindi per quanto mi riguarda il mio è un programma, è proprio che vuole essere un atto di sabotaggio nei confronti di un certo modo di fare televisione. Quindi da quel punto di vista no, continuo con Pigiama Rave e continuerò appunto con Pigiama Rave anche nel 2021. Beh sì, vorrei tornare sul palco. Temo che però dovremo ancora aspettare. Cioè, io spero, credo, in estate ci si potrà esibire, ma prima ne dubito. E appunto voglio capire anche che cosa è rimasto, cosa sarà rimasto in piedi a quel punto. E altre cose, guarda, mi auguro di trovare ancora nuove idee, cioè, e ce l'ho, quindi più che altro mi auguro di realizzare nuove idee, perché appunto quello che vorrei è cambiare pelle più spesso, proprio perché ho capito che non posso non essere coerente con me stesso, quindi il mio limite anche è Saverio Raimondo, cioè io questo sono, quindi questo so fare, però secondo me allora è abbastanza importante che io cambi vestito in qualche modo, quindi adesso è il pigiama, spero che continui a essere il pigiama ancora per un bel po', ma poi mi piacerebbe anche provare altri vestiti. Ok, mi sembra una bellissima risposta. Io forse chiuderei su questa bella risposta sul futuro, ma prima devo fare una cosa, devo usare il mezzo pubblico a fini privati. Io ho fatto una cosa recentemente che poi alcune persone pazze sono venute dietro. Ho messo il link al mio PayPal sul mio canale YouTube, cioè proprio il link PayPal, perché devo cambiare computer, il mio computer sta crollando a pezzi. E quindi montare video, fare le dirette sta diventando faticosissimo. Ora il 2020 per un comico, voi sapete bene, è stato molto faticoso, e quindi ho detto alle persone: se volete contribuire all'acquisto di un computer per Tintoria lo potete fare. Allora, visto che delle persone hanno effettivamente mandato delle donazioni, io adesso devo e voglio ringraziare Oliviero Camazzola, Giulia Usala o Usala, questo non lo potremo mai sapere, Alberto Nicoli, Jacopo De Antoni, Antonio Girasella, Luigi Cursi e Stefano Davico. Ora, questa cosa è legale leggere i nomi ad alta voce persone hanno fatto donazioni su PayPal? Io ritengo di sì. Queste persone vogliono fare donazioni anonime? Io ritengo di no. Quindi ringrazio tutte queste persone che veramente hanno... Mi sto regalando uno degli applausi. Una standing ovation. Questa roba qui. Esatto. E soprattutto, ovviamente, grazie mille a te, Saverio, che sei tornato per la terza volta come leader indiscusso degli ospiti di Tintoria. Grazie a voi, grazie a te, Daniele, grazie a Stefano. Per me è un piacere, lo sapete, quindi grazie quando volete, a me fa solo che piacere.
dovrai tornare in presenza, anche perché dall'ultima volta che sei venuto io ho implementato questo che non c'era quando tu sei venuto l'altra volta. No, l'ho visto, infatti ci sono dei cambiamenti. E Voglio quello va tornare in firmato, presenza. è pieno di firme di tutti gli ospiti, tranne gli ultimi Guarda, 10. possiamo fare così. I presidenti degli Stati Uniti si fanno il vaccino in diretta TV. Io mi potrei far vaccinare per il Covid in diretta a Tintoria. Sarebbe stupendo. Guarda, sarebbe fantastico. No. Firma là, vaccino per il Covid in diretta su Tintoria, sarebbe bellissimo. Faccio io l'iniezione. Sarebbe bellissimo. Sì, però sul culo, voglio fare l'iniezione sul culo. Esatto, così ci segnalano. Così, che è un po' cinepanettone, no? Che è un po' cinepanettone, così possiamo fare una cosa così sbaglio, mamma mia che dolore. Dottore, ma che fa? Sì. Ma quella non è una siringa, tutte queste gag esilaranti che si scrivono da sole, perché poi la comicità è facile. Basta mettere un culo e un culo che viene punto e le risate vengono da sole. Va bene, Saverio, grazie mille veramente di nuovo. Grazie. C'è pure le risate. Incredibile. Grazie mille Saverio, grazie mille anche Stefano. Grazie a voi. Grazie Saverio. Ogni lunedì, giusto? Ogni lunedì su Rai 4. Ogni lunedì dopo le 23 siamo un programma alla tarda serata su Rai 4, Pigiama Rave ancora Pigiama per Rave. Parecchi lunedì. Fantastico. Bene. Ciao Saverio. Seguitelo. Ciao Saverio. Ciao a tutti. Ci vediamo.